Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo che cerca la sua anima gemella. Si chiama Vincenzo e viene da Marsala. Ciao Vincenzo. Ciao Alberto, buongiorno a tutti, sono un po' emozionato. Ti preoccupare, è naturale l'emozione. Ascolta Vincenzo, quanti anni c'hai tu? Io faccio 37 anni, giorno 21. E sei di Marsala? Sì, di Marsala sono. Ho cercato Stranamuri siciliano per vedere se ho un po' di fortuna in più di quella che ho avuto attualmente, diciamo. Scusate l'emozione, ma Non ti Alberto... preoccupare. Come vedete Vincenzo è un ragazzo molto timido e abbastanza emozionato, comunque non ti preoccupare perché è una cosa normalissima cercare l'anima gemella, anzi è una cosa onorevole che dovresti essere fiero di finire in televisione per cercare la tua ragazza ideale. Grazie. Diciamo che questa è l'ultima spiaggia che provo perché ho avuto una storia importante che è durata 4 anni, però purtroppo non è andata più. E diciamo dopo 2 anni sto cercando di nuovo di avere il coraggio di conoscere un'altra ragazza perché mi sento un uomo diciamo che non incompleto. Incompleto, esatto, sto male, non riesco a superare questa cosa la mattina ti alzi col dolore qua al petto, sì, lo sì, conosciamo, no? Sì, sempre le stesse cose. Uno pensa sì, prima o dopo lo supero, però non lo supera mai, diciamo, perché sono molto sensibile purtroppo e quindi il mio desiderio è questo, oltre che di avere il lavoro che ho, diciamo avere un'anima gemella che mi possa dare la felicità che mi manca per ora. Certo, va bene, tu lavori? Sì, io lavoro in un albergo della provincia di Trapani, non è giusto fare il nome per certo. Pubblicità, però... Vabbè, quindi ha 2 anni che tu praticamente sei single? Sì. In cerca della tua anima gemella? Sì, in cerca dell'anima gemella e diciamo che non esco quasi mai perché sono molto timido, non vado in discoteca, quindi ho cercato questa, diciamo, di disturbare voi di Stranamuri per aiutarmi in questo senso perché non ho altre possibilità, diciamo. Ma a noi fa piacere aiutare il prossimo. Grazie. Specialmente ragazzi come te che sono in cerca di una compagna. Grazie. E questo è il nostro lavoro. Lo so Alberto, infatti... E noi quando ci riusciamo per noi è una cosa bella. Ci sentiamo bene. Infatti mi avete messo a mio agio, a me mi sembrava, diciamo, che era una favola questa vostra trasmissione, invece ho visto che proprio siete veramente in gamba e diciamo ben vengano quando ci sono queste cose in Sicilia. Grazie. Grazie a te. Va bene Vincenzo, allora parliamo di questa tua ragazza, come dovrebbe essere questa donna che cerchi? Io diciamo come bellezza non è che cerco perché non sono un bel ragazzo e anche voglio una donna, diciamo, che mi sappia amare, mi dia l'amore che diciamo che vorrei io, che mi coccoli, che cerco una donna così, anche se è più grande di me, diciamo che non mi importa neanche la bellezza, mi interessa solo che è una donna intelligente e mi sappia amare per quello. Quindi che se è sono. più grande di te per te va bene? Sì, non parliamo di età. Che età dovrebbe avere? Cioè partiamo da un minimo per finire a una base massima. Diciamo è una cosa stupida dire l'età, comunque anche se dai 30 ai 45 anni non mi importa, diciamo, l'importante è tipo che è una donna ti voglia bene, che mi vuole bene e mi sappia dare quello che non ho mai avuto sino adesso. Certo. E io giustamente ricambierò questa cosa, non mi interessa che sia bella, mi interessa che sia una donna intelligente e onestamente mi piacciono più quelle magre, però se viene anche quella un po' più pienotta, diciamo che sei contento lo stesso? Sì, uguale. Perché non vai guardando praticamente l'aspetto fisico, no, ma vai guardando il carattere, sì, questo è importante. Questa è la prima cosa che cerco io, sì, adesso, perché ho avuto brutte esperienze con ragazze, diciamo, anche se non ho avuto tante storie, ne ho avute 2 certo in tutta la mia vita, per cui... Va bene, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Vincenzo di Marsala, il ragazzo che cerca la sua anima gemella, per cui amiche telespettatrici è un ragazzo, come vedete voi, è timido, è un bravo ragazzo, molto. Per cui per le ragazze che fossero interessate a Vincenzo possono direttamente mettersi in contatto col suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Vincenzo, dimmi, quali hobby hai tu? Io come hobby, diciamo, avevo l'hobby di uscire con la mia ragazza quando l'avevo e così un po' vado a vedere qualche partita del Palermo e basta. Fai qualche sport in particolare? No, niente, sono pigro perché diciamo il lavoro che faccio io mi leva quasi... Ti prende tutto? Sì, mi prende tutto e quindi non ne ho tanto la domenica, così quando sono libero vado a vedere qualche partita di pallone e mi piacerebbe uscire con qualche ragazzo, certo, questo sì.
Però andare in discoteca, diciamo, divertirti, No, andarti a mangiare una pizza. Sì, questo mi piace, ma giustamente solo dove vai? Cioè, non... Sei stato mai sposato? No. No, no, io ho avuto una storia di 4 anni che ho convissuto con questa ragazza e purtroppo è andata male. No, non sono stato mai sposato, non ho avuto questa fortuna ancora. Va bene, noi di Strano Amore Siciliano con tutto il cuore ti auguriamo di trovare la tua anima gemella, che sicuramente avrai qualche riscontro perché le telefonate ci sono sempre nel nostro programma. Grazie. Poi non è che sei un brutto ragazzo, sei simpaticchio, per cui, grazie, grazie. per cui non dico che sei bello, però Mi fa- sei simpatico. Ok, grazie. Va bene Vincenzo. Amiche telespettatrici, ripeto, Vincenzo è qui che aspetta, è solo, si sente solo e cerca l'amore. Per voi ragazze che vi piace Vincenzo, lo state vedendo, non è un brutto ragazzo, magari facciamo vedere lo sguardo? Sì, Che sì. dici? Ecco, ha un bello sguardo, per cui non è proprio da buttare, dai. Ancora diciamo, sono vecchio, un po' vecchio, però Ma quale vecchio? Ma che mi dici? sento un po' Ma vecchio, ma quando mai? accontentatevi comunque. Va bene. Amiche telespettatrici, ripeto, fino a 45, anche da 45 anni. Vincenzo la va cercando anche matura. Per cui, amiche telespettatrici, telefonate al numero di Vincenzo che vedete in sovraimpressione. Ok? Alberto vi saluta e vi saluta anche. Un bacio da Vincenzo e grazie a Strano Amore Siciliano. Ok, ciao amiche, a dopo.